al centro di Cagliari, a pochi chilometri dal mare e a ridosso dai principali impianti sportivi comunali. Per la trasferta sportiva del tuo club scegli Hotel Residenziale Ulivi e Palme. La struttura offre 2 tipologie di camere, standard e superior, da 1 a 4 ospiti ciascuna, entrambe con trattamento bed and breakfast e, a richiesta, mezza pensione. Ideale per chi decide di trascorrere qualche giorno di vacanza nel capoluogo sardo in un ambiente sobrio, comodo e funzionale. Per i club sportivi, l'Hotel Ulivi e Palme offre un prezioso servizio transfer da e per la struttura sportiva, l'angolo cucina in camera, la piscina, un centro wellness, i campi da tennis esterni e una sala meeting utile per l'attesa di un briefing pre-gara. Hai una gara in calendario a Cagliari? Scegli Hotel Ulivi e Palme. Sul campo, in camera, a tavola, comunque vada, sarà vittoria. Amici di Diretta Sport, benvenuti al Walter Frau Teatro della Sfida Clou del quarto turno di eccellenza Ossese contro Nuorese. Partita molto interessante, l'Ossese che vuole proseguire il suo percorso netto in testa alla classifica, fin qui 3 partite, 3 vittorie a spese di Ilva Maddalena, Guspini e poi Ghilarza nell'ultimo turno. La Nuorese reduce dalla sconfitta interna piuttosto dolorosa 4-1 contro la Ferrini domenica scorsa, dunque cerca di non perdere altro terreno sulle 3 battistrada di questo campionato. Oltre all'Ossese ricordiamo il Castiadas e poi anche il neopromosso Idolo di Arzana. La partita verrà arbitrata dal signor Valerio Di Cola della sezione di Avezzano, coadiuvato da Alessandro Ventuleddu di Sassari e Filippo Noschese di Oristano. Andiamo subito a dare lettura delle formazioni. Padroni di casa dell'Ossese in tenuta tradizionale bianconera si schierano con il numero 1 Cherchi, con il 2 Fancellu, con il 3 Arca, con il 4 Spano, con il 5 Cocco, con il 6 Zichi, con il 7 Madeddu, con l'8 Gueli, con il 9 il Bomber Chelo, quindi con il 10 Michele Puline, poi con l'11 Pintori. A disposizione del mister Giuseppe Cantara ci sono Mulascanu, Nemore, Muresu, Foddai, Dettori, Sabino, Contini e Secchi. La Nuorese risponde con il seguente 11 privo dei 3 infortunati Giuseppe Meloni, poi anche Mannoni e Usai hanno dato forfè a ridosso di questa partita. Allora l'11 iniziale così composto, con il numero 1 Manis, con il 2 Peana, con il 3 Nurra, con il 4 Cavallaro, con il 5 Sau, con il 6 Varrucciu, con il 7 Giacomo Santoro, con l'8 Pinna, con il 9 Mauro Ragazzu, con il 10 Fabio Cocco e con l'11 Piredda. A disposizione del tecnico Marco Sanna ci sono Ruggiu, Lapi, Animo, Bono, Murru, Gungui, Isoni, Alessandro Santoro, Rattu e Oggiano. Si gioca davanti a una discreta cornice di pubblico in ragione insomma del distanziamento e degli ingressi contingentati. La tribuna del Walter Frau non può essere al completo, ma trattandosi anche di un impegno infrasettimanale, insomma la cornice di pubblico è assolutamente rilevante per questa partita che andrà a determinare tanto nel girone d'andata di queste 2 formazioni. La Nuorese non può perdere ulteriore terreno rispetto alle prime squadre di questo torneo. Dall'altra parte l'Ossese che invece vuole consolidarsi e magari cercare subito anche una fuga. C'è qualche istante di attesa, un problema a una rete per quanto riguarda la porta che verrà difesa in questo primo tempo da Manis. Allora andiamo a vedere nel dettaglio la situazione di queste 2 formazioni. Abbiamo detto Ossese al primo posto, percorso netto, 9 punti in classifica, 6 reti fatte, 2 subite, condivide appunto il primo posto in classifica, come già ricordato, con Castiadas e Idolo. All'esordio per la squadra di mister Cantara, successo per 2-1 sul campo dell'Ilva Maddalena, poi nell'esordio interno la settimana successiva vittoria di misura contro un ostico Guspini 1-0, in quel caso con rete di Pulina, e poi nell'ultimo turno altro successo esterno, il secondo in stagione, 3-1 in quel di Ghilarza con reti di Spano e Foddai per il doppio vantaggio. Ha accorciato le distanze momentaneamente per il Ghilarza Pilosu, e poi la rete che ha messo definitivamente la parola fine sulla contesa, che è stata realizzata dal Bomber Chelo. Falsa partenza per questa partita, il signor Di Cola dovrà fischiare un'altra volta. C'è Mauro Ragazzu che dà il calcio d'inizio di questa partita con la Nuorese che cerca subito questo lancio lungo facilmente controllato però da Arca, che lascia uscire il pallone. Andrà
a prendersi dunque la sfera per la prima rimessa laterale di questa gara. È spuntato ora il sole sul comunale Walter Frau, giornata che è stata abbastanza scura però fino a questo momento, e soffia sul terreno di gioco anche un vento non trascurabile che sembra soffiare fin qui in direzione contraria rispetto appunto alla direzione d'attacco dell'Ossese. Vedremo come andrà. Intanto Chelo ha provato a lanciare il compagno con la corsa lungo il settore di sinistra, l'Ossese che ora prova a costruire con ordine, affidandosi a Fancellu, che deve però rincorrere il capitano della Nuorese Cocco. Cocco si accentra, poi viene toccato, dunque c'è il primo calcio di punizione per la Nuorese in questa partita, fermato fallosamente il numero 10 verde-azzurro. Possibilità su calcio piazzato, vedremo quale sarà l'opzione scelta da Cocco. Cherchi va subito a piazzare la barriera. Composta per adesso da 3 uomini. Vedremo se Cocco cercherà direttamente una battuta in porta con il destro a giro sopra la barriera, o se andrà a cercare qualche compagno all'interno dei 16 metri. Si attende soltanto il fischio del signor Di Cola, che è arrivato in questo momento. Cocco, la deviazione, poi l'intervento di Cherchi che allontana. C'era stata anche la segnalazione di offside, se non abbiamo visto male, da parte dell'assistente, dunque nulla di fatto, ma un primo piccolo brivido per la squadra di casa con questo calcio di punizione reso insidioso un po' dal vento, un po' da una deviazione. Cherchi non si è fidato ovviamente della presa, allontanato, e poi sugli sviluppi l'interruzione arbitrale. Si riparte con il calcio di punizione già battuto la Nuorese, subito con grande pressione su Gueli che però mantiene la calma, poi lancia lungo il colpo di testa di Sau ad allontanare, arriva poi sul pallone Madeddu. Può ora agire l'Ossese, può farlo con Pulina, anche lui sgambettato, e c'è un altro calcio di punizione segnalato dal signor Di Cola. Prima chance per l'Ossese per cercare di farsi vedere dalle parti di Manis. Sul pallone Madeddu, vicino a lui c'è anche Gueli. Si è staccato in avanti Cocco in cerca di fortuna a ridosso dei 16 metri. Sembrava inizialmente indirizzato proprio verso di lui questo pallone, facilmente allontanato dalla Nuorese, che ora può cercare di costruire in contropiede. La discesa di Cocco inseguito da Fancellu, non passa il capitano della Nuorese perché c'è la chiusura puntuale da parte dei giocatori dell'Ossese. Qui non arriva sul pallone Pintori, allora recupera agevolmente Varrucciu. Poi il giro palla arretrato per la Nuorese, forse una spinta qui ai danni di Ragazzu, nulla da segnalare secondo il direttore di gara. Si continua a giocare, qui vince il rimpallo Nurra, poi Fancellu che va a guadagnare questa rimessa laterale facendo carambolare la sfera sui piedi proprio di Nurra. Le indicazioni di mister Cantara in panchina, mentre Fancellu è pronto a eseguire la rimessa verso Chelo, poi Pintori a lavorare questo pallone, a sventagliare verso sinistra. Attenzione perché c'è l'inserimento di Pulina all'interno dell'area, prova a dettare un cross facile però per Manis. L'Ossese ha cercato però per la prima volta in questa partita di mettere un pallone pericoloso dalle parti dell'estremo difensore Barbaricino. Ragazzo qui discute con l'assistente, rimessa in gioco che sarà per l'Ossese. Non arriva il pallone, viene ora sollecitata la panchina della squadra di casa. Gueli quasi a memoria in avanti, c'è l'anticipo secco, poi Ragazzu, l'intervento sul pallone a beneficio di Santoro, prova a smarcarsi, Santoro riesce a liberarsi della guardia di Ispano, ancora Santoro, prova la conclusione in porta, conclusione centrale però, attento Cherchi che non ha problemi nel neutralizzare la conclusione. Ossese che già lo scorso anno ha impressionato tutti, non solo per risultati ma anche per qualità di gioco, cerca di capire in questa partita se può andare fino in fondo con
i suoi propositi di alta classifica. E Nuorese che, come detto, ha un po' di pressione questo pomeriggio perché non può permettersi tanti passi falsi, anche in virtù della penalizzazione di 5 punti. Un punto in classifica, ricordiamo, fin qui per la squadra di Marco Sanna, 2 vittorie. E poi la sconfitta inaspettata anche per le sue proporzioni di domenica scorsa contro la Ferrini. Altro fallo intanto guadagnato da Cocco, punizione che verrà battuta tra qualche istante dallo stesso Manis. La battuta lunga di Manis, cercare Santoro, l'anticipo però da parte di Arca che si rifugia in fallo laterale. Le squadre del campionato di eccellenza sono chiamate che in questa fase iniziale a un autentico tour de force dopo tanti mesi di inattività, dunque situazione anche probante dal punto di vista atletico, avvantaggiate le squadre che hanno saputo magari costruire una rosa più lunga. Intanto c'è un'altra segnalazione dell'arbitro, gara abbastanza spezzettata in questo avvio. Problemi per un giocatore dell'Ossese, dovrebbe trattarsi di Arca. Nessun elemento della panchina va a effettuare il riscaldamento fin qui, dunque mister Kant era abbastanza fiducioso sulle possibilità del suo esterno sinistro di riprendere il gioco. Si rialza infatti il giocatore dell'Ossese, pur zoppicante, vedremo se riuscirà a proseguire il gioco. Si trattava anzi di Madeddu con il numero 7. Qui un pallone un po' velenoso per Cherchi, costretto ad allontanare in fretta e furia. Poi proprio Madeddu ha girato bene per Chelo. Chiamato in causa qui Fancellu, lo scambio con Pintori, pallone perso però un malinteso, attenzione perché c'è Ragazzu partito sul filo del fuorigioco, oltre però anche in questo caso secondo la segnalazione dell'assistente, dunque si ripartirà con un calcio di punizione affidato qui al piede del numero 6 bianconero Zichi. Lungo a cercare Chelo, Cocco ad addomesticare il pallone. L'ultimo tocco è stato di un giocatore dell'Ossese e di Pintori per esattezza. Allora Nurra, poi è andato in avanti Pinna, un batti e ribatti con Zichi che lascia sfilare verso il suo portiere. Si prende qualche istante Cherchi, poi sceglie di andare con la battuta lunga, troppo lunga però in questo caso. Il destinatario nelle intenzioni era Spano. Ritmi abbastanza blandi in questo avvio di gara, mentre ci sembra che Madeddu continui a lamentare qualche problema di natura muscolare. È andato a dire qualcosa verso la sua panchina. Intanto tutto pronto per la rimessa in campo in favore della Nuorese. Sul pallone c'è Peana, uno dei pezzi più pregiati della squadra a disposizione di Marco Sanna. Sono tanti, alcuni nuovi innesti di grande pregio non sono disponibili per questa partita. Su tutti il bomber principe di questo campionato, ovvero Giuseppe Meloni, tornato a Nuoro dopo la vittoria del campionato lo scorso anno con il Carbonia. Qui che lo riesce soltanto a toccare, alleggerimento poi a beneficio ancora di Manis. Studia il piazzamento dei compagni, Manis poi va a lungo, il pallone tenuto in campo da Santoro, Peana e poi Piredda è riuscito ancora a giocare verso il suo numero 7. L'ultimo tocco però è stato proprio di Giacomo Santoro.
Arca allora verso Gueli, si stacca subito Cavallaro in pressione sulle sue tracce, lo mette un po' in difficoltà, infatti rischia qui l'Ossese, riesce comunque a venirne fuori qui con Pintori, ancora Pintori che avanza palla al piede dopo un paio di finte intelligenti, c'è il movimento di Fancellu, poi servito infatti da Pulina, Fancellu si prepara per il cross, riesce a guadagnare un corner, il primo della partita per l'Ossese, che ora cerca di rendersi pericolosa dalle parti di Manis. Zicchi e Cocco all'interno dell'area. Gueli fa indietreggiare sia Pintori che Fancellu a protezione della propria metacampo. Il signor Di Cola ha qualcosa da dire, in particolare a Piredda e Spano, che si stavano forse un po' spintonando. Ora autorizzata la ripresa del gioco. Il pallone a rientrare allontana la difesa della Nuorese. Potrà dunque proseguire nel suo sforzo offensivo l'Ossese. I mister Cantara, abbastanza composti, due mister in panchina. Particolare attenzione qui da parte di mister Cantara a un possibile contropiede poi da parte di Ragazzu, osservato speciale in questo caso da parte di Fancellu. Qui è buono il lavoro di Spano, il suo cross è ribattuto. Cavallaro poi per la Nuorese, chiama in causa Santoro che lancia a lungo proprio verso Ragazzu, anticipato bene di testa da parte di Zicchi, poi ancora un colpo di testa stavolta da parte di Peana, il pallone che si impenna, non lascia rimbalzare Arca, prova a toccare verso Chelo, favoriti dal rimpallo in qualche modo i giocatori dell'Ossese. C'è la conclusione, in porta deve volare Manis. Applausi del pubblico del Walter Frau per questo tentativo da parte di Arca, se non abbiamo visto male. Ha dovuto sporcare i guantoni, dunque Manis per la prima volta in questa partita. Secondo calcio d'angolo a strettissimo giro di posta per i bianconeri, che provano ad aumentare il livello dello sforzo offensivo. Zicchi, Cocco ma anche Pulina all'interno dell'area, il pallone a uscire, stavolta riesce soltanto a toccarlo Cocco, si lancia all'inseguimento Gueli, arriva prima però Fancellu che protegge il pallone, cerca un altro cross rimpallato e poi in anticipo Madeddu qui preferisce calciare lontano per evitare guai. Il vento frenato tantissimo il pallone. E allora si prepara Nurra per eseguire la rimessa con le mani. Nurra va a cercare Ragazzu, sovrastato da Fancellu, chiede il fallo, Ragazzu non viene accontentato dal signor Di Cola. Nuova touche per la Nuorese, 0-0 il punteggio. Nurra sempre a cercare il riferimento, Mauro Ragazzu ha intercettato Madeddu, qui prova l'imbucata, ha capito tutto però Varrucciu, esperto difensore, arriva da diversi campionati in Serie D. Ancora Ossese intanto con Spano, prova a prendere il sopravvento, ora la squadra di mister Cantara, ancora Varrucciu ad allontanare un traversone e a concedere la rimessa con le mani all'Ossese. Sarà Arca a incaricarsi della rimessa, in questo caso Ossese che dunque cerca di aumentare il ritmo in questa partita. Si propone Madeddu per la ricezione, si prende ancora qualche istante il giocatore dell'Ossese prima di andare a questo punto a lanciare lungo, anzi no, preferisce una battuta corta verso Spano, il pallone di ritorno, poi il pallone con l'esterno verso Chelo che riesce a battere Manis. L'Ossese è in vantaggio con il bomber Michele Chelo. Gran pallone d'esterno verso il centro dell'area e poi con mestiere, con grande fiuto del gol, Chelo è riuscito a battere Manis, a spiazzarlo con questa battuta ravvicinata. Cambia il punteggio, inizio in salita per la Nuorese, l'Ossese che invece riesce a legittimare nei primi minuti abbastanza coraggiosi in questa partita.
Ancora un gol dunque per Chelo, che aveva messo il sigillo sulla vittoria di Ghilarza di domenica scorsa, realizzando il definitivo 3-1. Nuorese che dovrà cercare di essere un po' più coraggiosa, ora punita a freddo dunque la squadra di Marco Sanna. Ragazzu va verso Cavallaro, tiene in campo il giocatore ex San Teodoro tra le altre, poi Santoro affrontato da Arca, il doppio passo, Santoro mette a ridosso dalla porta, il pallone allontanato da Zichi, poi Chelo non controlla, la Nuorese che riparte da Manis. Il lancio lungo di Manis, in vantaggio Fancellu che svetta su questo pallone, poi ancora un intervento da parte di Santoro, cercato qui Cavallaro, ancora un duello con Arca. Peana detta per Santoro, provato a calciare qui Santoro, allontanata la minaccia da Gueli. Ancora Peana verso Cavallaro, si prepara un altro traversone, sbaglia tutto però qui il numero 4 verde azzurro. Allora l'Ossese può pulire quella zona del campo e ripartire. Chelo con il petto, buona la sponda, poi si lancia in profondità, ancora Michele Chelo, il duello in velocità con Varrucciu, arriva Pulina a supporto, non servito Madeddu. Allora a lavorare questo pallone, c'è tanto spazio da quest'altra parte per Fancellu che però non può essere servito. Gueli a ragionare, il pallone dentro, allontanato, poi il batti e ribatti, la Nuorese con un po' di fatica ancora. Cocco deve calciare in avanti verso Ragazzu, ci mette un piede Zichi, ma è bravo comunque Ragazzu che riesce a proteggere il pallone. Ottima anche l'invenzione per Cocco, il duello tra i due Cocco di questa partita, il tiro a giro tentato dal numero 10 verde azzurro, tentativo di tiro ribattuto e poi con mestiere Cocco è andato a prendersi il fallo e permette alla sua squadra di respirare. La battuta da parte di Cherchi, attenzione a Pulina che lascia rimbalzare il pallone, l'uscita di Manis però a scongiurare altri guai per la Nuorese. Peana può guadagnare qualche metro, ora Santoro cercare Ragazzu, suggerimento impreciso. La sfera assegnata ancora all'Ossese per la rimessa. Nuorese che non ha iniziato benissimo questa partita ma che può essere pericolosa in qualsiasi momento, lo hanno dimostrato prima Ragazzu e Cocco, davvero pregevole l'invenzione del cannoniere, una squadra barbaricina. Intanto seguiamo questa azione da parte di Pintori, si sgancia Fancellu ancora in proiezione offensiva, il cross basso che lo era in posizione di fuorigioco secondo il primo assistente. Gioca bene l'Ossese, non è assolutamente una novità, impianto di gioco davvero solido quello costruito da mister Cantara, uno dei migliori del campionato di eccellenza. Cantara peraltro ex di questa partita, e già nella scorsa stagione sfide incrociate tra Ossese e Nuorese sono state tutt'altro che banali. Pallone ancora out intanto. Si propone Gueli per ricevere, subito aggredito da Santoro che con un gioco pericoloso non era stato neanche perfetto, insomma lo stop da parte del numero 8 ex Torres. Ci sono delle proteste qui, mentre Marco Sanna in panchina va a dialogare con gli altri componenti del suo staff, si cerca la chiave insomma per girare una partita iniziata subito in salita. Gueli, qui l'intervento in ritardo da parte di Russu, chiedo scusa, da parte di Peana che si prende il primo cartellino giallo di questa partita. Intervento in ritardo ai danni di Spano,
chiesto l'intervento dello staff medico dell'Ossese. Giallo per Peana dunque. Si è lamentato insomma per, posso dire, l'eccessiva severità di questo provvedimento. Ne approfitta per dissetarsi Fancellu, spesso e volentieri chiamato in causa sulla catena di destra dell'Ossese, efficace in questo avvio di gara. Indicazioni poi sono anche per Cocco da parte di mister Cantara. Compostezza per mister Sanna nonostante la situazione di punteggio avversa per la sua squadra. Dovrebbe intanto essere in grado di riprendere il gioco Spano, gara che è ferma da un po' e che è stata spesso spezzettata. Ricordiamo il vantaggio dei padroni di casa per effetto del gol realizzato da Michele Chelo dopo pochi minuti. Grande freddezza e lucidità sotto porta come sempre per il giocatore cresciuto nel settore giovanile del Cagliari. Ossese che può dunque sfruttare questo calcio di punizione. Pulina, Madeddu, Chelo, Cocco e anche Pintori a ridosso dei 16 metri. È arrivato il fischio del signor Di Cola, la battuta di Arca con il sinistro, il pallone allontanato, toccato poi da Madeddu. Vediamo se parte il contropiede della Nuorese, l'aggancio elegante da parte di Cocco che poi corre, palla al piede, inseguito da Pintori e poi anche da Madeddu che è bravo e puntuale con il suo intervento in chiusura. Pintori però poi sbaglia, pallone perso, Cocco può pensare al traversone per Ragazzu che appoggia facilmente di testa il gol che vale il pari della Nuorese. Grande assist da parte di Fabio Cocco, delizioso traversone con il mancino. Ragazzu ha avuto poi un gioco veramente facilissimo a 1 metro dalla porta nel depositare la sfera in rete. 1-1 dunque qui al Walter Frau. Non sta assolutamente deludendo le aspettative questa sfida clou del quarto turno del campionato di eccellenza. 2 tra i principali protagonisti. Subito a segno, Chelo da una parte, Ragazzu dall'altra, i 2 numeri 9, 2 bomber designati portare in alto le rispettive formazioni. Quindi subito un errore l'azione della Nuorese gestita da Ragazzu, poi ancora Cocco, rientra sul destro, ribatte Fancellu, insiste la Nuorese che può dunque agire anche sulle ali dell'entusiasmo. C'era il fallo, la spinta ai danni di Cocco, calcio di punizione battuto però in maniera troppo affrettata e soprattutto fuori posizione da parte dei giocatori dell'Ossese. Decide di andare lungo Cocco per Madeddu, girato verso Pulina, sovrastato però dai centimetri di Sau. Ancora i padroni di casa che possono provarci, allontanato però ancora Sau. Attenzione a questo pallone che passa verso Piredda, tutto regolare secondo il signor Di Cola, si continua a giocare, c'è ancora uno scontro vinto da Gueli che poi verticalizza immediatamente il gioco verso Pulina. Il giocatore della Nuorese si è rialzato, si trattava del numero 4 Cavallaro che è andato un po' a beccarsi con il suo avversario. Prime scintille di questa partita. Che rischia ora anche un po' di incattivirsi. Ci sono in particolare dei problemi tra Cavallaro e Gueli. Qualche gomito di troppo denunciato dal giocatore della Nuorese. Partita questa che arriva molto presto nel campionato, soltanto la 4ª giornata, ma che
come detto, può avere un peso specifico notevole nel prosieguo, nel cammino delle due formazioni. Allontanato Sau intanto, un pallone che era destinato a Chelo. Arca va a cercare Pulina, tocco intelligente per Spano che punta il fondo, si prepara al cross, troppo lungo però per Chelo, non è finita. Fancellu prova a rimettere in mezzo, il pallone è deviato e si tratterà ancora di calcio d'angolo per l'Ossese, che dunque dopo la doccia fredda del 1-1 siglato da Ragazzu prova a spingersi nuovamente in avanti. Si prepara Arca per la battuta con il sinistro, pallone allontanato da Varrucciu, poi arriva Pintori, c'è il fuorigioco di rientro però da parte di Pulina, segnalato dal primo assistente, e dunque si riprenderà con una punizione in favore della Nuorese. La battuta profonda da parte di Manis a cercare Cocco, consueto ormai duello con Fancellu. L'ultimo a toccare è stato il laterale di destra dell'Ossese, rimessa in gioco per la Nuorese. Attenzione a questo pallone, ancora buono per Cocco, punta il fondo. Fancellu è bravo però a proteggere il pallone, lascia scorrere sul fondo. Il signor Di Cola intanto si porta a ridosso della panchina della Nuorese. Qualche spiegazione è arrivata da parte del direttore di gara. Intanto si può ripartire con la battuta di Cherchi verso Zichi, affrontato da Ragazzu. Sponda di testa qui da parte di Pintori verso Pulina, pallone troppo lungo. Gueli, Cavallaro, poi ancora un intervento di testa, mette giù Ragazzu e altro offside. Da Cocco a Arca e poi centralmente verso Gueli. Apre il gioco, beneficio di Fancellu. Prova ad andare dentro da Chelo, però si muoveva incontro al pallone. Cocco, un calcione quasi senza guardare. Poi un'apprensione numero 5 bianconero, protegge l'uscita del pallone. Poi Cherchi. Arca in avanti, ha colpito di testa poi ancora Cavallaro. Sau spinge in questo caso, anzi si trattava di Varrucciu. Punizione già battuta. Arca verso Spano, sulle sue tracce subito Peana, poi Gueli a cercare la profondità, lo scatto di Pulina, in anticipo Santoro. E ancora pallone out, rimessa stavolta per Marco Manis. Pallone appoggiato corto stavolta per Sau e poi ancora Peana. Cocco in anticipo di testa, forse anche spinto il giocatore dell'Ossese. Non è così, si tratterà di semplice rimessa laterale per la Nuorese.
situazione di parità. Ricordiamo 1-1 con le reti prima di Chelo e poi di Ragazzu. Parità sostanziale anche per quanto fatto vedere fin qui dalle due squadre, che stanno dimostrando di equivalersi. Ossese che ha fatto di più nei primi minuti di questa gara e che ha legittimato supremazia iniziale trovando il gol, un bel gol di Michele Chelo. Nuorese poi che sugli sviluppi del pari siglato da Ragazzu ha preso coraggio e ora sta giocando con maggior disinvoltura. Cocco e poi Gueli. Ancora il pressing asfissiante di Cavallaro. Gioco verticalizzato bene, quantomeno nelle intenzioni per Chelo, che si arrabbia parecchio per questa segnalazione. Poi la punizione battuta con troppa leggerezza da parte dei giocatori della Nuorese, che hanno rischiato tanto. Rimessa con le mani per Fancellu. Ancora Chelo a proteggere qui il pallone dall'attacco di Varrucciu, prova a far passare il cross deviato. Altro corner per l'Ossese dunque. Può riportare in avanti le proprie torri, a cominciare da Cocco e Zichi, due mastini difensivi. Dentro l'area anche Pulina, c'è Spano, c'è ovviamente Michele Chelo. Come sempre Arca con il mancino a mettere in mezzo, con traiettoria a rientrare verso la porta di Manis. Qui però sbaglia totalmente la misura del suo cross il giocatore dell'Ossese. Gueli di testa, cercava Pulina, ci riprova ora Gueli, prolungata la traiettoria verso Chelo, Pintori, buona l'idea, dentro il pallone, l'intervento di Sau provvidenziale, ancora Ossese qui però sbaglia Pintori, c'è a sostegno Madeddu, prova a cambiare fronte di gioco, offside da parte di Pulina, decisione che fa arrabbiare tanto i tifosi dell'Ossese qui sulle tribune del Walter Frau. Il gioco che è già ripreso. Peana infida la sfera tra i piedi di Varrucciu, passato Nurra, ora Ragazzu verso Cavallaro, addomestica il pallone, va all'indietro per Varrucciu, cambia gioco con Santoro che deve indietreggiare per ricevere. Santoro a Cavallaro, quindi Sau con calma ora la Nuorese. Fancellu, anticipo puntuale ancora da parte dell'esterno di destra, ma qui l'Ossese si fa trovare scoperta. Attenzione allora a Cocco, il suo ingresso in area, si muove sul destro, Cocco anche il tunnel, è pronto a calciare con il destro, il pallone fuori non di molto, opportunità dunque per la Nuorese. Fabio Cocco a inventare, a costruire e in questo caso anche a concludere. Doti tecniche assolutamente da categoria superiore, ma non lo scopriamo oggi per il capitano della Nuorese, rientrato in questo big match, protagonista di un preziosissimo assist sfruttato da Mauro Ragazzu in occasione dell'1-1. Arca, se ne va Arca, attenzione alla sua discesa, il pallone verso Pulina, fermato regolarmente secondo il signor Di Cola da parte di Varrucciu. Attenzione allora al contropiede, uno scontro poi tra Cocco e Santoro, signor Di Cola di Avezzano che lascia correre.
Madeddu addirittura in due ad aggredirlo in maniera troppo veemente, in questo caso punizione allora per l'Ossese. Pintori alza la testa e vede Chelo, fa correre poi Fancellu, poi in ritardo Nurra. Fancellu prova a girarsi, resiste alla carica, riceve il fallo secondo l'assistente che proprio là vicino. Con grande caparbietà allora Fancellu permette alla sua squadra di usufruire di una nuova possibilità su calcio piazzato, affidata come di consueto al piede mancino di Arca. Manis a dirigere le operazioni all'interno dell'area difensiva della Nuorese. Sono due uomini a proteggere la zona difensiva per la squadra bianconera. È arrivato il fischio, va Arca verso il primo palo, il pallone toccato da Spano che poi si perde oltre la linea laterale. Lungo conciliabolo anche tra Mister Cantara e il suo vice, mentre si attende la ripresa del gioco. Rimessa laterale affidata a Peana per la Nuorese. Ragazzu cerca una sponda, disturbato poi il pallone che si impenna. È pronto Peana per la battuta. Ritmi non sempre altissimi. Le squadre ci hanno proposto una qualità di gioco interessante, lo fanno anche qui, lo fa in particolare l'Ossese che ama verticalizzare rapidamente il gioco verso Chelo in particolare. Ancora cercato il numero 9, mette giù Sau, anzi si trattava di Peana. Madeddu a duello fisico con Ragazzu, fallo subito dal numero 7 bianconero, punizione Ossese. Ricordiamo un solo giocatore ammonito nel corso di questo primo tempo, Peana per la Nuorese. Stavolta è Gueli che vuole incaricarsi della battuta, va a cercare Cocco, fa buona guardia Varrucciu, che aveva anticipato e poi era stato anche trattenuto il giocatore in maglia numero 6 verde-azzurra. La battuta di Manis, ancora verso Peana, di prima intenzione a cercare e trovare Santoro. Può arrivarci Piredda, si è visto poco in questo primo tempo per la Nuorese, consueta verticalizzazione immediata a cercare la rapidità di Pulina, pallone però irricevibile per il numero 10 bianconero. Manis chiede ai compagni di avanzare, poi provvede alla battuta, ancora Peana. Sventaglia da quest'altra parte a cercare Cocco, qui male Fancellu, sfidato subito nell'1 contro 1 da parte di Cocco, il traversone che si spegne fuori senza deviazioni in questo caso, e dunque è già pronto Cherchi per far riprendere
l'azione della sua squadra. Cherchi a cercare Kelo, è molto bravo qui Kelo nel proteggere il pallone. Madeddu preso un attimo in controtempo, allora deve indietreggiare, perde un po' di ritmo, sbaglia tutto qui Cocco. Ragazzo allora per la Nuorese, prova ad avanzare, attende la collaborazione di Cocco. Eccolo qui il numero 10 pronto, ancora il traversone basso allontanato dalla difesa dell'Ossese. Gueli, e poi allontanato Pintori, molto bene per Kelo. 2 contro 4 però non è semplice, vediamo cosa si inventa. Pulina, ingresso in area da parte di Pulina, si sposta sul destro, il tiro è debole, facilmente recuperato da Manis. Subito Manis a cercare Ragazzu, che non riesce a mettere giù. L'idea della Nuorese in questo caso però era di partire subito col contropiede. Si scusa Ragazzu. Il suo portiere, che in questo caso aveva avuto una buona intuizione. Peana di testa, pallone ancora out. Grande equilibrio, partita incerta ancora qui al comunale Walter Frau. Ricordiamo, l'hanno sbloccata i padroni di casa dopo pochi minuti, un guizzo di Kelo, il pari di Ragazzu su invenzione di Fabio Cocco. Seguiamo qui Fancellu che alza questo pallone, l'uscita di Manis non si fida della presa, allora ci prova Madeddu, alto. Pallonetto un po' troppo lungo da parte del numero 7 bianconero. Traiettoria del pallone spesso incerte in ragione anche del vento. Manis ha preferito respingere in questa circostanza. La sua battuta lunga sponda con il petto di Ragazzu, quindi ancora il numero 9 nuovamente con il petto, stavolta verso Cavallaro. Ultimo a toccare è stato Madeddu, rimessa Nuorese. Manca ormai poco alla conclusione della prima frazione. Ragazzu qui mette giù il pallone, si prepara per il cross. Pallone che è rimasto in campo, allontanato ora da Spano, raccolto quindi da Peana. E poi c'è Varrucciu, alimenta l'azione della Nuorese, sventaglia verso Cocco, solito stop perfetto. Poi l'1-2 cercato qui da Piredda, un'idea interessante, non si concretizza però. l'Ossese è pronta a ripartire dall'altra parte, ma Sau molto attento su questa linea di passaggio, mette il pallone fuori. Arca, lo sguardo in avanti, un passaggio però telefonato, qui ci mette un piede Cavallaro. Ancora Cavallaro e poi Peana. Da questi a Sau, anticipa Arca, Cavallaro prova a mettere giù. Duello con Spano, che fa valere il fisico, prova a ripartire Arca. Non ci sono spazi da quella parte, allora prova a cambiare gioco. Qui Gueli che alza la testa, cercava Pulina. Ragazzo ad arpionare il pallone, riesce in qualche modo a liberarsi di Cocco. Attenzione qui a Fabio Cocco, il suo ingresso in area inseguito da Fancellu, il movimento sul destro, il tiro a giro abbondantemente a lato però. La panchina della Nuorese chiede a gran voce una deviazione, che però non c'è stata secondo l'arbitro. Dovrebbe intanto essere stato segnalato un minuto di recupero. Qui
con il movimento di Pulina a cercare Chelo, ci arriva il numero 9, la sua sterzata, cerca collaborazione, la trova in Pintori, con il mancino mette in mezzo Pintori, allontana la difesa della Nuorese, sbaglia tutto poi Santoro, attenzione a Gueli, il ritorno di Cavallaro, finisce giù ancora il giocatore dell'Ossese, non è finita, arca verso Pulina, Spano si fa vedere all'interno dei 16 metri, allontana qui senza troppi complimenti Pinna, e poi termina la prima frazione, partita equilibrata e incerta qui al comunale Walter Frau, punteggio di 1-1, la sbloccata Chelo, ha ripreso però la squadra bianconera Ragazzu. Noi ci fermiamo, ma ci risentiremo tra poco per l'inizio del secondo tempo. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Squadre che tornano in campo per l'inizio del secondo tempo, si riparte dal punteggio di 1-1 qui al comunale Walter Frau di Iossi, con i padroni di casa che l'hanno sbloccata con Chelo, la Nuorese che ha ripreso i bianconeri con Ragazzu, i due protagonisti forse più attesi di questa partita non hanno tradito le aspettative, è stata una gara equilibrata nei primi 45 minuti e vedremo se questo equilibrio la farà da padrone anche nella ripresa. Il signor Di Cola è pronto a dare avvio al secondo tempo, il fischio che arriva in questo istante. Non ci sono state variazioni nelle due formazioni, si riparte con gli stessi 22. Ossese meglio in avvio di gara con il gol di Chelo, poi pian piano la Nuorese ha preso coraggio, ha giocato in maniera più decisa, non tantissime le occasioni nel corso del primo tempo, le poche che ci sono state sono state comunque ben distribuite tra le due squadre. Qui un lancio lungo a cercare Piredda, Cocco interviene ed era stato anche trattenuto dall'avversario. Due si beccano un po', comandata la punizione per l'Ossese affidata ai piedi di Zichi, capitano la squadra di mister Cantara. Sua battuta lunga con il piede sinistro a cercare e trovare Pintori. Il duello vinto con Nurra, attenzione al cross sul secondo palo, pallone che non può essere giocato poi né da Pulina né da Spano, cercavano appunto di attaccare il secondo palo. Può rimettere in gioco Manis per la Nuorese. Manis che sembra voler andare verso Santoro, lungo, decide poi di cambiare opzione, allontanato ad ogni modo Arca, il campanile sul quale interviene Chelo, si allunga il pallone, poi non riesce più a raggiungerlo. Attenzione a questa verticalizzazione per Piredda, è pronto al traversone, chiedeva il pallone a gran voce Ragazzu sul secondo palo, ha sbagliato qui Piredda per la disperazione appunto di Mauro Ragazzu. Vedremo anche quali saranno le mosse da parte dei due allenatori. Non è cambiato un tema che abbiamo visto spesso anche nel primo tempo, ovvero l'attacco puntuale
su Gueli, che è la principale fonte di gioco dell'Ossese. Subito tanta pressione ai suoi danni. Gueli protegge il pallone dall'attacco di Santoro. Aggressività forse anche un po' sopra le righe in campo. Avete visto questo scontro che ha visto protagonista il giocatore della Nuorese. Si accende un capannello, Madeddu molto arrabbiato con Nurras, non abbiamo visto male, anzi si trattava di Sau. Partita che ha vissuto qualche momento di agonismo un po' sopra le righe anche nel corso del primo tempo, ma è stata sostanzialmente abbastanza corretta. Il signor Di Cola sembra poter gestire la situazione senza estrarre dei cartellini. Ricordiamo l'unico ammonito fin qui della gara è Peana per la Nuorese, un intervento in ritardo nella prima frazione. Richiamato qui Spano. Tutto a posto, allora si può ripartire dopo questa interruzione. Ragazzu, buona la sponda ancora, Santoro là davanti per Piredda, che però non riesce poi a dar sviluppo a questa azione. Gueli prova ad allontanare, ancora a ringhiare su questo pallone Cavallaro. È pronto Arca, stavolta va lungo verso Chelo, mette giù Madeddu, ma questi ad Arca che alza la testa, lo scavetto verso Spano, il controllo con il petto e poi gira molto bene per Pulina che parte, palla al piede, chiede uno sforzo, poi ad Arca, l'ultimo a toccare dovrebbe essere stato Peana, e così allora rimessa in campo per l'Ossese. È pronto Gueli al cross, il pallone allontanato, Chelo la traversa, incredibile, Ossese a un passo dal gol del vantaggio. La bordata terrificante di Chelo, il pallone si è stampato sulla traversa. Che occasione per l'Ossese. Dopo pochi minuti di questo secondo tempo. È pronto Peana con le mani, lascia scorrere Santoro che però non riesce poi a mantenere in campo il pallone. Se anche con un po' di stizza lo allontana, è pronta l'Ossese comunque per la rimessa in gioco. Due mister in piedi a seguire le operazioni. Pulina anticipato qui da Sau, molto attento e diligente nella sua prestazione. Chiede il pallone Gueli, ignorato però da Arca che preferisce andare più profondo dalle parti di Pulina, finisce giù senza fallo. Cavallaro subito a cercare la velocità di Piredda, il pallone smorzato è raccolto dall'Ossese. Pulina, anzi si tratta di Spano che cercava proprio a sua volta Pulina. Cavallaro in mezzo a due, prova a uscirne, perde il pallone ma prima c'era il fallo. Timide proteste da parte dei giocatori dell'Ossese. Si prepara Manis per un'altra battuta lunga. Brivido per Manis pochi minuti fa sul bolide di Chelo, traversa piena. Ragazzu a proteggere l'ennesimo pallone della sua partita, quello molto fisico con Zichi, alla meglio il giocatore dell'Ossese. Attenzione qui a Pintori che però non riesce a dar seguito alla manovra. Peana due volte a metterci il piede in maniera efficace. Cavallaro fa passare per Piredda, contro due guadagna quantomeno una rimessa laterale. Partita che dà la sensazione ora di poter crescere dal punto di vista dell'intensità. Peana verso ancora Piredda.
quello con Spano. Piredda non demorde, i due finiscono giù, nulla da segnalare secondo l'assistente, il pallone è spazzato fuori. È pronto Peana. Peana vuole andare lungo, si smarca Ragazzu, l'intervento di testa da parte di Cocco, poi Sau, Spano, 2 volte di testa, insiste Cavallaro e guadagna la rimessa. Resta lì la Nuorese. Ora Ragazzu va per vie centrali, Cavallaro a cercare Fabio Cocco, allontanato Fancellu, poi si lancia all'inseguimento di questo pallone Pintori. Sforzo inutile per lui, spera che si perde fuori ed è pronto Nurra. Mentre c'è il primo cambio di questa partita, uscirà Madeddu, vediamo pronto il numero 7 sulla lavagnetta ed entrerà con il numero 20 Secchi. Questa è la prima sostituzione stabilita da Giuseppe Cantara. Ce n'è pronta anche un'altra. Prossimo all'uscita forse Pintori. Vediamo un po'. Così dovrebbe uscire proprio Pintori con il numero 11. Dovrebbe entrare Sabino con il numero 18. Questo è il doppio cambio per l'Ossese. Sabino, evento arrivato dalle giovanili del Cagliari in conclusione di questo mercato, e dentro anche Secchi, lo vedete in campo con il numero 20. Doppia mossa per mister Cantara, Ossese che vuole il successo pieno per consolidare la vetta, per proseguire nel suo percorso netto in questo campionato. Duello qui tra Piredda e 3 avversari praticamente. Non è fortunato nemmeno nel rimpallo. Si ripartirà con la rimessa dal fondo per Cherchi, se non abbiamo visto male. Anzi, ci sarà la rimessa laterale a beneficio di Fancellu, lungo verso Gueli. Chelo di testa, pallone che era uscito però. È pronto Nurra all'indietro per Varrucciu, direttamente dalle parti di Manis. Da Manis a Sau. Lascia un po' di campo in questo frangente l'Ossese. Non trovato Ragazzu, può mettere giù Arca. Ora il nuovo entrato Secchi a liberarsi dalla marcatura di Pinna. Di prima, poi Sabino per Fancellu, attaccato da Cocco. Il tocco è troppo corto e può ripartire la Nuorese. Cavallaro e il pallone che passa, l'intervento in scivolata di Zichi, controlla Cocco, ancora Cocco cercato da Pinna, spazi angusti per la Nuorese che preferisce ragionare e andare direttamente dalle parti di Manis. Azione telecomandata dalla panchina da parte di mister Marco Sanna. Lancio lungo, svetta Zichi, mette giù Spano, Ragazzu da dietro forse a toccare il pallone, inseguito da Varrucciu, e ancora siamo dalle parti di Manis. Lungo Manis verso Cocco. Piredda cercava dentro Ragazzu, resiste Cocco che mette il pallone direttamente fuori. Tutti gli elementi rimasti nella panchina dell'Ossese ora stanno effettuando il riscaldamento. Nessuna sostituzione in pista invece per la Nuorese. Qui è sicura l'uscita da parte di Cherchi. Cercato subito Spano, vedete Cavallaro che la si porta in pressione. Cherchi deve calciare lontano verso Sabino. Fancellu verso Chelo che si lancia all'inseguimento di questo pallone. Varrucciu direttamente tra i piedi di Gueli.
diventa l'azione ora Pulina, arriva la sovrapposizione poi anche da parte di Arca. Attenzione a Secchi, limite dell'area, allontana in qualche modo la Nuorese che ora si può produrre in contropiede. Attenzione alla sgroppata di Santoro, chiede il pallone Ragazzu, è libero dall'altra parte anche Piredda che si prepara alla battuta e arriva il gol della Nuorese che sorpassa, dunque lo fa con Piredda in apertura di ripresa. La Nuorese passa avanti, gestione perfetta del contropiede da parte di Santoro, chiedeva la sfera Ragazzu ma aveva visto bene il numero 7, ha aperto per Piredda e dopo una partita non semplice ha trovato il modo di lasciare il segno, battuto Cherchi che provava a chiudere lo specchio della porta, nulla da fare per lui. Nuorese avanti dunque, e Nuorese che vuole accorciare sulle posizioni di testa di questo campionato di eccellenza. L'applauso di mister Sanna, ora deve inseguire l'Ossese che vuole difendere la sua imbattibilità in campionato. Pagato Dazio dunque subendo gol su una ripartenza. L'Ossese che ora cercherà un'immediata reazione. Fancellu, poi Sabino, ancora Sabino instancabile in pressione Nurra. Zichi, Fancellu, allontana ora Pinna per la Nuorese. Fancellu, poi Gueli riesce soltanto a toccare, inerzia anche psicologica ora della partita ovviamente in favore della Nuorese. Battuto Secchi, si sgancia subito Fancellu, eccolo pronto al cross attaccato da Nurra che ribatte, vediamo se c'è il corner, è così, calcio d'angolo per l'Ossese. Come sempre Arca andrà a disegnare una traiettoria a rientrare. Molti uomini all'interno dell'area per l'Ossese, il colpo di testa, la respinta di Manis, ci aveva provato Cocco. Poi attenzione dall'altra parte, 2 contro 2, Fabio Cocco, palla al piede, punta l'area di rigore. Cocco attende rinforzi, temporeggia, poi il suo traversone con il mancino. Ragazzu mette giù, non si lascia superare però Secchi, molto bravo qui a resistere nell'1 contro 1. Squadre lunghe ora. Secchi cercava qui un invito per Chelo, capisce tutto Varrucciu. Partita molto diligente non solo da parte di Sau ma anche da parte di Varrucciu, ha sbagliato molto poco, qui mette giù Peana, spazio per avanzare, c'è dal suo stesso lato Santoro, capisce tutto Cocco, allontana Spano, riceve ancora Santoro, gioca verso Peana a prendersi forse il fallo e così con mestiere Peana. Respira la Nuorese. Terzo cambio intanto per l'Ossese. Arriva il turno di Dettori. Uscirà Spano. Vuole aumentare la spinta offensiva della sua squadra senza perdere però troppo equilibrio mister Cantara, mentre Cocco è pronto a mettere in mezzo questo pallone con il destro. Osservato speciale Ragazzu, ma non mancano le opzioni per la Nuorese sui calci piazzati. Cocco vuole il pallone morbido proprio per Ragazzu, spalle alla porta, lo protegge, scarica all'indietro Peana, cross
troppo lungo. Soluzione non semplice insomma in questo caso per Peana. Indietreggiava al momento del cross. Pallone giocato verso il nuovo entrato Dettori. Cherchi, la pressione altissima di Cavallaro. Pancellu tiene in campo Dettori. Allora bene per Secchi, può avanzare qui l'Ossese. Chelo, si gira Chelo, si propone Gueli, ignorato. La discesa anche da parte di Arca. Eccolo servito. Arca dentro, bene per Pulina, l'uscita di Manis. Molto attento nella lettura qui l'esperto portiere della Nuorese. Il rinvio lungo da parte di Marco Manis. Zichi, il colpo di testa e poi raccoglie Secchi. Gira quasi alla cieca, sbaglia tutto qui. Poiché lo va in pressione su Nurra che si avventura in una soluzione personale. Azione interrotta da Zichi, poi Secchi. Il pallone che arriva tra i piedi di Dettori. Avanza Dettori, serve Pulina. Si sgancia ancora Arca, l'intervento in tackle molto pulito da parte di Peana. Raccoglie poi Piredda, galvanizzato dal gol. Aumentato il livello della sua prestazione di gran lunga in questo secondo tempo il numero 11 della Nuorese. Intanto che lavoro da parte di Ragazzo che si gira molto bene. Cocco chiede il pallone, Piredda il suo taglio, Secchi ci mette la testa, concede il corner alla Nuorese. Zanna intanto dialoga con i suoi giocatori difensivi. Ce l'ha in questo frangente, in particolare con Nurra che in precedenza si era avventurato in uno slalom che non è piaciuto evidentemente al tecnico ex Torres e Latte Dolce. Parte Cocco dalla bandierina a rientrare, Arca, il pallone che resta lì, arriva il gol della Nuorese, ha segnato Sau che è riuscito a raccogliere una respinta corta. In difficoltà l'Ossese sugli sviluppi di questo corner, il pallone che ha danzato all'interno dell'area piccola, ne ha approfittato il difensore centrale della Nuorese per ribadire in rete. Punita ancora l'Ossese che non è riuscita a prodursi sui livelli della prima frazione. Prima Piredda, poi Sau. 3-1 per gli ospiti ora. E inizia a materializzarsi lo spettro della prima sconfitta in campionato per la squadra bianconera. Ancora cambio per Cantara che prova a trovare la quadra dal punto di vista tattico. Entrerà ora con il numero 14 Nemore. Uscirà Zichi. Tutto per tutto. Cocco è il nuovo capitano della squadra bianconera. Non c'è nulla da perdere per l'Ossese, 2 reti di svantaggio. Nuorese che ha saputo assorbire le difficoltà di inizio gara. Poi ha scatenato tutto il proprio potenziale tecnico. Attenzione a Dettori, dall'altra parte Sabino chiamato in causa, la sovrapposizione di Iarca, rientra poi ancora verso Dettori, lascia la sfera tra i piedi di Gueli, il suo mancino è debole, facilmente raccolto da Manis. Il rilancio di Manis, ora potrebbero aprirsi ovviamente ulteriori spazi per la Nuorese, vuole cancellare, come detto, la pesante sconfitta interna, la prima in campionato tenuta domenica scorsa contro la Ferrini. Mister Sebastiano Pinna, ma tutta la punizione da Dettori. Gueli, Cavallaro davvero con tantissima quantità nella sua prestazione. Pallone che arriva dentro, poi fuori ancora, Chelo prova ad aprire il destro, pallone che se ne va fuori. Potrebbe essere Gungu intanto il primo giocatore a entrare in campo nel secondo tempo per la Nuorese. Qui una sbracciata di Chelo ai danni di Cavallaro, i due poi si spiegano e sta per arrivare infatti proprio il momento di Gungui. Qui c'è la posizione irregolare da parte di Nemore.
Punterà a contenere ora la Nuorese, a salvaguardare questo doppio vantaggio ottenuto in rimonta, che ricordiamo ancora una volta che l'Ossese era passata avanti per prima con Michele Chelo. Aveva interpretato inizialmente meglio questa partita, poi il pari di Ragazzu, la Nuorese che ha giocato molto meglio da quel momento in poi. Nel secondo tempo prima Piredda e poi Sau a sancire il 3-1 che sta maturando in questo momento al comunale Walter Frau. Attenzione a questo pallone per Ragazzu, Fancellu a concedere soltanto il corner. È pronto Gungu, intanto cambio autorizzato dal direttore di gara, vedremo chi uscirà per la Nuorese. Esce Cavallaro che ha speso tantissimo, prestazione di grande sostanza la sua, incaricato di una missione speciale, era il primo a salire in pressing sul portatore di palla anche in occasione delle rimesse dal fondo di Cherchi. Speso tanto, ora va a prendersi un po' di meritato riposo. In campo ricordiamo Gungui, giocatore in maglia numero 16 per la Nuorese. È pronto Cocco intanto a disegnare un'altra traiettoria su calcio d'angolo, va molto lungo, forse troppo, infatti Ragazzu non riesce a intervenire. Cocco, Gueli, si gira qui Sabino, anche Santoro, speso tanto questa partita, molto attenta. Piredda nel duello con Cocco, Arca prova a buttare il pallone in avanti, pallone che però era uscito. Gungui, la caccia del pallone nel duello con Pulina, avanza Pulina, dall'altra parte cercava di attaccare la profondità Nemore. Arriva finalmente il pallone tra le mani di Fancellu per la rimessa laterale. Cocco, chiedo scusa, Chelo ovviamente, poi Fancellu a cercare e trovare qui Pulina, attaccato regolarmente da Sau. Chelo vince il duello di forza, non riesce a passare, poi col dribbling finisce a terra. È stato l'attaccante dell'Ossese a commettere il fallo, secondo il direttore di gara, signor Di Cola della sezione di Avezzano, che ha il suo bel da fare poi per placare le proteste, prima di Chelo, poi di Pulina. Un solo ammonito questa gara, che ha avuto però momenti di buona intensità agonistica, alcuni frangenti forse anche un po' troppa. Fancellu di testa, Nemore ancora verso il compagno. Ovviamente la rete di Sau in particolare pesa come un macigno per il morale dell'Ossese, che non è riuscita a produrre delle occasioni importanti in questa seconda frazione. Allontana Nurra, arriva l'intervento perentorio qui di Arca, regolare sul pallone. Allora Sabino, ancora Arca, si prepara per il cross. Arca guadagna un fallo laterale. Sanna reclama attenzione sulla panchina della Nuorese, intanto è pronto Dettori, scarica all'indietro, si prepara per il cross, ancora il laterale di sinistra dell'Ossese, uscita sicura ancora per Marco Manis, dominatore nell'area piccola della Nuorese. Gueli raccoglie questo pallone, gira su se stesso, evita
l'intervento di Pireda, poi ha un'ottima invenzione qui per Sabino, pallone leggermente troppo lungo, aveva visto però un corridoio molto interessante Gueli. Varrucciu verso Manis, l'Ossese prova ad alzare la pressione, non ha più nulla da perdere. Santoro tiene in campo, sturbato l'intervento poi di Peana. Dettori, Arca centralmente per Gueli che ha tanto spazio di fronte a sé. Gueli può pensare anche al tiro, infatti lo prova, il pallone che si impenna, lo mette giù Chelo che si inventa un tiro, il pallone fuori di un soffio. Grandi doti tecniche per Michele Chelo, non è una novità neanche questa. In una frazione di secondo ha addomesticato il pallone, poi ha tirato da posizione abbastanza scomoda, pallone fuori di pochissimo. E questa è l'occasione più importante per l'Ossese, al di là della traversa dello stesso Chelo, che non va assolutamente dimenticata. In precedenza dicevamo poche occasioni per l'Ossese nella seconda frazione, in realtà però c'era stata proprio quella, ed è un'occasione molto importante che avrebbe cambiato il volto di questa partita. Proprio da quel momento in poi forse che ha perso un pizzico di vigore la squadra di Mister Cantara. Qui Gueli con orgoglio se ne va a palla al piede, chiede il pallone Arca, forse indugia un po' troppo Gueli, liberato lo spazio per Sabino, non è non semplice da controllare, fa però il numero 18, rientra sul destro, il traversone allontanato, attenzione ancora a Gueli col mancino, si libera di un avversario, poi riceve una carica irregolare da parte di Gungui, punizione per l'Ossese. Sarebbe spazio per Dettori, Gueli allontana con le cattive Santoro, gioco che è ancora fermo ovviamente. Conta i passi per indicare la posizione della barriera il signor Di Cola. Il fischio va a Gueli in porta, produzione fuori. Manis a lungo, non aggancia Ragazzu, Cocco stringe Fancellu a correre, Fancellu che non riesce a evitare la rimessa in zona offensiva per la Nuorese. Pinna mette in mezzo la deviazione da parte di Dettori. Secchi calcia lungo, Chelo a combattere su un altro pallone, lo ha fatto qui con Nurra. Fancellu, poi Dettori mette giù Fancellu, Gueli, il pallone è troppo corto, ha capito tutto qui il giocatore della Nuorese. Non c'è stato contatto irregolare, Ragazzu però non è finita. Qui Cocco attaccato fallosamente, punizione Nuorese. Giallo per Chelo, intanto è andato a protestare l'attaccante dell'Ossese, trascinatore della sua squadra. Proteste troppo veementi per il signor Di Cola. Un gol, una traversa incredibile per Chelo.
Si prepara ovviamente Fabio Cocco per la Nuorese, nutrita la barriera schierata da Cherchi. Parte Cocco, il tiro direttamente fuori. Cercato qui Nemore, in anticipo Nurra, non aggancia Cocco, protegge Secchi. La Secchi a Fancellu, pallone sui piedi di Ipin e allora ancora Nuorese con Ragazzu che aggancia all'interno dell'area. Ragazzu, la sua sterzata, ancora Ragazzu che cerca lo spazio per il tiro. L'ultimo a toccare è stato forse Secchi, anzi no, è stato proprio Ragazzu. Pronto Cherchi con la rimessa. Gueli lascia tra i piedi di Secchi. Non può arrivarci Nemore. Bravo qui Nurra, che guadagna anche il fallo laterale. Mentre secondo cambio la Nuorese, ormai quasi pronto, sarà Rattu a entrare per la squadra di mister Marco San. Dettori aggancia male, qui poi interviene anche in maniera scomposta e infatti c'è il cartellino rosso diretto per Dettori. Entrata pericolosa qui su Piredda, non ha avuto esitazioni il signor Di Cola, rosso diretto e ora si fa sempre più dura per l'Ossese. Cocco non le manda a dire al direttore di gara, parliamo ovviamente del capitano dell'Ossese che ritiene questa sanzione esagerata. Il giocatore della Nuorese intanto è ancora a terra, dolorante, si tratta di Piredda appunto, che si rialza. Sembra in grado di poter proseguire il gioco. Ossese in 10, allora abbandona sconsolato il campo Dettori, protagonista di una sfortunata apparizione in questa partita, apparizione durata soltanto pochi minuti. Sanna prepara in tutta fretta il cambio, è pronto Rattu, catechizzato dal suo allenatore. Vedremo chi sarà a uscire per la Nuorese, che ormai può limitarsi a contenere, a controllare il risultato sopra di 2 gol e di un uomo. Uscirà proprio Piredda probabilmente. Cambio autorizzato, accordato dall'arbitro. Ed è così, infatti esce Piredda per la Nuorese, Piredda autore del gol del 2-1. Lascia il posto a Rattu. Ancora leggermente zoppicante dopo l'intervento di Dettori. Portato al cartellino rosso diretto. Lamenta ancora un dolore alla caviglia sinistra il giocatore della Nuorese, mentre il gioco è ripreso. Vedremo se l'Ossese avrà ancora le energie, soprattutto mentali, per mettere in difficoltà gli avversari. Il bivio di questa partita per la squadra di Cantara, ripetiamo, è stata la traversa di Chelo. Da quel momento in poi è andato tutto storto con 2 reti subite, un'espulsione a carico. Qui sbaglia la Nuorese, attenzione a questa leggerezza, il salvataggio di Manis sul destro di Sabino che stava per inventarsi una traiettoria incredibile.
e che avrebbe permesso incredibilmente anche di riaprire questa partita. Attenzione al corner, qui il colpo di testa di Nemore, il pallone è buono e arriva il gol del 3-2, ci ha messo il piede Chelo prima della linea di porta, almeno così pare. Allora la doppietta del numero 9 che riporta il pallone al centro del campo, ci crede ancora l'Ossese, non è finita. Qui al Walter Frau si è rilassata, forse un po' in anticipo la Nuorese, ha alzato un po' troppo presto le mani dal manubrio la squadra di Marco Sanna, invece deve ancora stringere i denti con l'uomo di vantaggio, ricordiamo. È pronto Nurre intanto con la rimessa a cercare Ragazzu, Fancellu, l'intervento in anticipo e poi Gueli toccato da dietro, Ragazzu gli chiede scusa prontamente. Già battuta la punizione, Cocco per Arca, arrembaggio finale dell'Ossese, il pallone alzato verso Chelo. Tutto regolare secondo il signor Dicola. Secchi, l'apertura verso Fancellu che si può preparare al cross, il pallone che viene allontanato poi da Nurra. Ancora Fancellu a insistere, altro cross, allontana stavolta Farrucciu. Arca chiede la collaborazione di Secchi. Gueli, Cocco qui sbaglia tutto. Vento che è ancora un fattore questa partita, che non rende senz'altro le giocate semplici. E i 22 in campo, è pronto Peana con le mani. Cocco lascia scorrere Gueli, gira su se stesso Gueli, il pallone a cercare Chelo, a sponda all'indietro aveva l'inserimento di Pulina. Prima c'era la posizione di offside da parte dello stesso Chelo. Sistema il pallone per la battuta del calcio di punizione da parte di Manis. Quinta sostituzione per l'Ossese. Dentro Foddai, fuori Pulina. Manis calcia lontano, non interviene Ragazzu, il pallone che rimbalza, Fancellu, poi Cocco, porta palla, Cocco si muove all'indietro, qui perde però il pallone sull'attacco di Nemore che fa partire allora l'azione dell'Ossese. L'apertura da questa parte ottima per Arca, la sua sgroppata, attenzione ancora ad Arca, può mettere in mezzo Arca, Chelo all'indietro, poi allontana Peana. Nuorese in apprensione in questo finale di grande carattere da parte dell'Ossese. Arca cercherà sostanzialmente un cross con le mani su questa rimessa laterale. La lunga rincorsa di Arca, deve cercare di vincere anche il vento. Qui Nemore, poi arriva anche Gueli che calcia col mancino. Che gol di Gueli, pareggia l'Ossese nel modo più incredibile, 3-3 in 10 contro 11. Che cuore, che carattere per questa squadra. Esplode il pubblico del Walter Frau, la botta con il mancino di Gueli a guidare l'Ossese verso il pari. Sembrava finita, invece no. Carattere incredibile davvero per l'Ossese. Doccia fredda, freddissima per la Nuorese invece, che poteva limitarsi a controllare nella situazione più comoda possibile. 2 reti di vantaggio, un uomo di vantaggio.
Invece non è bastato, ma attenzione perché non è ancora finita. Rattu, Cocco poi esce molto bene, palla al piede, lancio lungo. Se il nuovo entrato Foddai, sovrastato però da Sau. Cocco, anticipo di Secchi con fallo però secondo l'arbitro. Attenzione allora a Fabio Cocco, può inventarsi una giocata in qualsiasi momento, indietreggiare leggermente. Il fischio dell'arbitro, la rincorsa di Cocco, il tiro fuori di poco. Pallone che è sceso con qualche istante di ritardo, stava per inventarsi la traiettoria vincente il capitano della Nuorese. Varrucciu, poi Gueli, pallone altissimo, cercano prima Chelo poi Nemore, finiscono a terra in due. Chelo va a prendersi la rimessa laterale, attenzione ancora all'Ossese. Fancellu, lungo Fancellu verso l'area di rigore, pallone allontanato da Gungui. Chelo con un fallo secondo l'arbitro. Cinque minuti di recupero intanto segnalati dall'arbitro. Sabino, poi Gueli, ancora Sabino. Chelo qui cerca un preziosismo forse eccessivo, ma stava per partire un altro contropiede. C'era il fallo però su Peana. A breve anche il punto sui risultati dagli altri campi, prima però seguiamo questo finale. Cocco di testa e poi Pinna apre il gioco, Fancellu a vuoto, attenzione a Fabio Cocco che può preparare il cross tagliato, ma non ci sono maglie verde-azzurre pronte a raccogliere il traversone. Peana evita l'intervento di Chelo con il tacco, addirittura Peana, poi Santoro a giro, nessuno interviene su questa traiettoria. Ragazzu non contento della soluzione cercata dal compagno. Va lungo Cherchi, prova a mettere giù Nemore, il pallone che è uscito, messa per Nurra. Secchi, poi Fancellu anticipa Varrucciu, ma nel nulla però in questa soluzione voleva forse innescare in qualche modo Fabio Cocco. Tanta vivacità per Nemore dal momento del suo ingresso in campo. L'intervento falloso di Secchi su Ragazzu. Spalle alla porta, fallo un po' ingenuo questo da parte del giocatore dell'Ossese. L'attaccante è ben lontano dalla porta in una posizione assolutamente non pericolosa.
Parte Cocco, pallone verso Ragazzu che è in posizione di fuorigioco. Bandierina alzata. Mentre avevamo promesso risultati dagli altri campi, largo successo del Castiadas sul campo del Budoni, 4-1. Reti bianche tra Ferrini e Idolo, 3-0 del Guspini sul Taloro Gavoi. Quindi ancora Ilva Maddalena avanti di misura, mentre seguiamo qui Nemore, attenzione, ci arriva il pallone fuori. Proteste dell'Ossese, tutta la panchina quasi in campo a chiedere il calcio di rigore. A terra Nemore. Il signor Di Cola indica la rimessa per Manis. Il giocatore dell'Ossese è ancora a terra, Manis voleva far riprendere il gioco. Partita che andrà avanti, sempre più ricca di colpi di scena, ha rischiato grosso ancora la Nuorese. Nemore che è arrivato in anticipo rispetto a Manis, poi c'è stato il contatto tra i due. Il signor Di Cola che ha optato per il non fischio. Dicevamo ancora per quanto riguarda i risultati dagli altri campi, Ilva Maddalena avanti 1-0 sul Ghilarza, poi Atletico Uri che vince per 3-1 sul campo della Cosmoto Monastir. Vedete le proteste anche da parte di Nemore che non si rassegna. E poi chiude il quadro la sfida tra Sant'Elena Quartu e San Marco a Semini con il punteggio di 3-1 per la squadra asseminese. Rinviate Porto Rotondoli Punti e Bosa Arbus. Può tornare in campo Nemore, c'è un problema grave per lui, sbaglia qui Gungui. Allora l'imbucata dentro cercata per Foddai, leggermente troppo lunga. Manis verso Cocco, attenzione a Cocco, cercava dentro ancora il taglio di Gungui, poi il rimpallo, Rattu sul pallone, finisce per terra, c'è il fallo di Secchi ancora, fallo di Secchi su Rattu. Tutti in avanti su questo calcio di punizione. Una delle ultime azioni di questa partita, anche se potrebbe venire prolungato il tempo di recupero dopo l'ultima occasione per Nemore, è rimasto lungamente a terra. Parte Cocco, il pallone all'interno dell'area, facilmente controllato da Cherchi, che vuole ora far partire il contropiede della sua squadra, ma non c'è più tempo, finisce al comunale Walter Frau, finisce 3-3 tra Ossese e Nuorese, partita incredibile. Nel primo tempo il vantaggio dei padroni di casa con Chelo, il pari di Ragazzu, poi frizzante a dir poco la seconda frazione, prima la traversa di Chelo, poi il 2-1 di Piredda per la Nuorese, 3-1 poi sugli sviluppi di una mischia all'interno dell'area per Sau. L'espulsione di Dettori a quel punto sembrava finita per l'Ossese, invece poi è venuto fuori il grandissimo carattere della squadra di mister Cantara che si è rimessa in partita con Chelo, doppietta per lui, e poi il pari con la botta dalla distanza davvero pregevole da parte di Gueli, 3-3. Dunque un punto a testa l'Ossese che salva l'imbattibilità, la Nuorese che si mangia le mani per aver sciupato un'occasione preziosa che poteva permettere insomma di accorciare in maniera importante sulle posizioni di testa di questo campionato di eccellenza. A me non resta altro che dunque ringraziarvi per averci seguiti, grazie anche ad Andrea Faris per le immagini e per la collaborazione tecnica. A tutti voi l'augurio di un felice proseguimento con i programmi di Directa Sport.